una bella soddisfazione, anche perché abbiamo rimesso in piedi una partita che non stava andando tanto bene, eravamo sotto di un gol. Filippi avanza, palla al piede, c'è questo tentativo da fuori, attenzione, Smanaccia e c'è il gol, incredibile gol del 2-1 e qui si chiude la partita. Il gol, vediamo chi è l'autore del gol, ci sembra Scarpa ed è curioso perché sono gli stessi tre marcatori della partita di andata, Spagnoli, Scarpa e Pianu. Finì 2-1 per il Cittadella all'andata con lo stesso risultato e gli stessi marcatori. 46esimo minuto, il raddoppio del Cittadella, è riuscito in un primo istante a intervenire Pinzan sulla sfera, è veramente la Saronno. Vi ricordo la classifica mentre c'è il rinvio della portiere dopo 12 giornate, questa è la 13esima, ma attenzione, Lopinto, il passaggio, Rimondini, area di rigore, Rimondini ancora, il tentativo di Rimondini, la parata a terra, c'è il gol, subito in vantaggio al 7° minuto il Cittadella. Rimondini ha fatto una buonissima cosa e poi c'è stato il gol di Scarpa. Rivediamo questo replay, vedete Rimondini, area di rigore, fa fuori due avversari, il tiro, smanaccia il portiere e poi sotto porta vedete il destro in scivolata di Scarpa che va al gol e festeggia Scarpa. Righi non ha potuto, rivediamo ancora l'ottimo intervento in scivolata di Scarpa, la battuta, passa qualche istante, 43esimo, parte il tiro, colpo di testa, c'è il gol, ancora gol di Scarpa sul secondo palo, veramente straordinaria la punizione, la doppietta, vedete la tribuna in festa, Gabrielli in primo piano alza le due mani, rivediamo questo splendido calcio di punizione, nessuno sul secondo palo ed è un gioco da ragazzi per Scarpa metterla dentro ancora sul secondo palo ed è il gol del 2-0 al 44esimo minuto del primo tempo. Modenese, rovesciamento di fronte, Scarpa lasciato libero, non poteva sbagliare.